Questa trasmissione è offerta da Centro Dentale Coop. Buonasera e benvenuti a nuovo appuntamento con Lo Sapevo, il quiz di Telefriuli. Siamo agli ottavi di finale e chi vincerà questa sera naturalmente raggiungerà i quarti e sfiderà la Proloco che vincerà il ripescaggio. Infatti chiedo subito alla regia di proporre la pagina del settimanale Friuli che troverete ancora questa settimana in edicola, quindi c'è ancora un'ultima occasione per votare attraverso il coupon che dovete portare in redazione entro martedì 10 e quindi poi andremo con le valutazioni di tutti i punteggi tra il coupon, i like nella pagina Facebook dello Sapevo e anche nel sito del Friuli. Quindi chi vince questa sera affronterà la Proloco ripescata. Ma questa sera si sfidano Tolmezzo e Cividale del Friuli. Partiamo con la presentazione del capitano di Tolmezzo che è Marco, eccolo qui. Buonasera, bentornati. Marco, raccontaci un po' della vostra Proloco perché avete cambiato da poco anche il direttivo. Sì, infatti, direttivo quasi completamente rinnovato. In quanti siete voi in Proloco? Siamo in 13 nel direttivo. E poi dopo adesso si è aperta naturalmente la campagna tesseramenti e siamo diciamo un centinaio per adesso di nuovi tesseramenti, quindi nuovi tesserati. Per una Proloco che quanti anni ha? Una Proloco che penso una ventina d'anni, poi ha avuto diversi cambiamenti, quindi sì, comunque diciamo sin dall'inizio possiamo dire una ventina d'anni penso. Ma come definiresti tu il tuo territorio, Tolmezzo? Ma per me che sono un grande amante della montagna direi che Tolmezzo è in mezzo alle montagne, quindi non so, la regina delle montagne, non so. La regina delle montagne, è stata anche città alpina, quindi certo, diciamo è vero. Andiamo a vedere allora la copertina dedicata a Tolmezzo. Questa sera sfida Cividale del Friuli, la capitana della Proloco è Elisabetta, eccola qua, benvenuti, bentornati. Grazie. Cividale che ha un bel po' di anni come Proloco. Ci avviciniamo ai 30, piano piano ci avviciniamo ai 30. E tu da quanto tempo sei la presidente della Proloco? Dobbiamo dirlo o no? No, meglio di no. Allora dimmi in quanti siete. È più indiscreto che chiedermi l'età. Va bene, e allora ti chiedo invece in quanti siete in Proloco. Allora, in direttivo siamo 7 adesso, tutte donne questa volta. Abbiamo cercato la parità di genere, ma questa tornata non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo circa una cinquantina di iscritti, e oltre a altri volontari che ci aiutano comunque nelle iniziative varie che abbiamo. Bene, Elisabetta, tu come definiresti il Cividale del Friuli? Cividale è una piccola perla, secondo me, attraversata dal colore blu del Natisone che dà modo a chi arriva di trovare la pace con la natura e con l'arte, perché non dimentichiamo anche tutti i gioielli del Tempietto Longobardo, piuttosto che del Museo Cristiano, l'altare di Ratchis che abbiamo e che danno modo a tanti di conoscere la storia anche del Friuli. Si è preparata, visto Elisabetta? Allora andiamo a vedere la cartolina dedicata a Cividale del Friuli.
Cividale. La perla invece della nostra puntata di questa sera è sicuramente il nostro Claudio Romanzin. Eccolo qua, bentornato, componente della Società Filologica Friulana, preparatissimo su Cividale del Friuli e Tolmezzo. Dopo che tu mi hai esclamato così, diventi Ross e diventi il pevaron della serata. No, perla mi piace, mi piace. Bene. Ti sei preparato, vero? Hai studiato? Ho studiato, so quasi tutto e per fare sfoggio di cultura, Sì. vorrei vedere il nome delle piccole robute, che stasera è una puntata particolare, importante, perché di fronte non solo nome dos città dalla nostra regione, dal Friuli, dalla Chiania, ma anche dos testimonianze storiche dai alpins, non perché hanno fatto gli alpins loro, che nessuno dei due presidenti a fare l'alpin anche per morire, ma perché il battaglione Tolmezzo e il battaglione Cividale sono due delle entità più gloriose della gloriosa Giulia, di cui ho fatto parte, quindi insomma. Grazie. Bene, bravo Claudio. Io ricordo che siamo in diretta e c'è la possibilità di intervenire per i domandoni, quindi vi ricordo subito lo 0432 57 3517 per prenotarvi, perché tra poco andremo anche a far vedere il primo domandone, la voce misteriosa. Ma subito Marco e Elisabetta prendono le pulsantiere e partiamo con i primi quiz, perché dobbiamo vedere quello che è... Ecco, Elisabetta si prepara anche con gli occhiali. Dobbiamo andare a vedere appunto quello che è il primo argomento con il nostro cubo virtuale. Pronti con le pulsantiere? Allora via al cubo virtuale. Partiamo subito con il territorio, perché noi vogliamo avere delle proloco che sono sempre più precise e sempre più vicine alla conoscenza della nostra regione. Quindi vogliamo vedere questo video assieme e voi dovete indicarci dove è stato girato nella nostra regione. Qui secondo voi siamo a Butrio, Bordano, Bertiolo, Bicinicco. Tolmezzo dice Bordano ed è giusto, ed è corretto. Bravi ragazzi! Era facile, probabilmente più per Tolmezzo, perché loro hanno visto la montagna e hanno detto dove c'è la montagna tra tutti questi paesi. Butrio difficilmente, no? Bordano invece sì, Bertiolo e Bicinicco più difficile. E loro che la montagna la vedono ogni giorno, giustamente, per loro è più facile. 5 punti Tolmezzo. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento. Elisabetta, tu con gli occhiali, precisa, sì, perché non controlla vedo bene. così lontano. Oggi e domani, il 6 e il 7 marzo, è in programma a Palermo l'assemblea plenaria delle 5 regioni a statuto speciale. Quali sono tra queste? Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Veneto, Friuli, Sicilia, Sardegna, Veneto, Bolzano, Friuli, Sicilia, Sardegna, Ecco, siete riusciti prima voi a rispondere che io a leggere tutto. Bravi, brave davvero. Si è tenuta, si terrà l'assemblea plenaria? Come ti sei preparato tu su questa? Non mi hanno chiamato telefonati, aspettavi che mi avvisassi perché chi non si capisce, ma vorrei di essi in programma. Bene. 4 punti Cividale, 5 Tolmezzo. Marco, preparati perché Elisabetta adesso ha preso il via, quindi vediamo il prossimo argomento con il nostro cubo virtuale. Enogastronomia. Elisabetta in cucina, sa muoversi bene, fa anche dei fioretti per non mangiare quello che cucina. E invece tu, Marco? Ma io usufruisco della cucina di casa. Usufruisci della cucina e basta, ma non si sa come, mangiando e basta naturalmente. Quindi in teoria Elisabetta tu dovresti essere più preparata. Non è detto, perché uno che degusta magari conosce meglio i piatti, no? Qual è il tempo minimo di stagionatura della fontina? 90 giorni, 50, 25, 70? Non è 70, quindi Elisabetta puoi rispondere ancora tu. Non è 25 ma sono 90. Vero Claudio? Tu stai lì 90 giorni in attesa, generalmente. Ore di 90 adesso i mordi fan, io dovevo sapere questo. Ma la fontina non è
propriamente del nostro territorio. No, Ecco. però tu che invece... dovevo saperla io, infatti. Avevo dato per scontato che la Dovevo sapevi. saperla io. Tu hai origini piemontesi, mi hai Piemontesi, detto, quindi si vede che ti sei dimenticato tutto. Allora, 5 punti Tolmezzo, 4 Cividale. Andiamo a vedere il prossimo argomento e vedremo chi sarà più preparato tra Elisabetta e Marco, Proloco Cividale e Proloco Tolmezzo. Sport, domanda che ci arriva in video da Mara Navarria. Ascoltiamola assieme, la vediamo. Ciao, sono Mara Navarria e volevo chiedervi in che anno ho vinto il mondiale a Vuxi? Ciao! In che anno ha vinto il mondiale a Vuxi? 2018, 2018, brava Elisabetta, ringrazio Grazie. Mara Navarria per averci mandato questo video e Cividale, vedete che adesso a quota 9 Tolmezzo 5. Marco, ti stai innervosendo, tra la fontina che dovevi... ti vedo. Vabbè, andiamo non mi arrivano avanti. suggerimenti qua. No, ma li sento io i suggerimenti alcuni, sì? Si vede che hai problemi So, d'udito. Andiamo a vedere il prossimo argomento. Gridate di più tutti. Musica, vi proponiamo un brano degli 883, ci dovete dire il titolo. M'ha fregato. Sono Bravi. più vicini alla mia età. No, No, ma in realtà posso dire una cosa, io sento da qua Sì, che no, ti arrivano i suggerimenti anche giusti, quindi secondo me è che sei ancora in Piemonte e non lo senti, vabbè, e lo sento io, ma l'ho sentito probabilmente anche lei, oppure tu sei... No, ma la sapevo anche io, ma... Lei lo sapeva già. Bene, è andata così, poi vediamo il punteggio totale, ma Claudio, adesso dobbiamo lanciare il primo domandone. Il primo domandone è la voce misteriosa, il personaggio che proponiamo sempre in trasmissione e in qualche modo sempre legato alla nostra regione. Posso dare già un aiuto, un suggerimento? Non sono io. Non è Claudio Romanzin, no, anche perché insomma non è che sarebbe difficile forse da capire la tua voce. Vabbè, andiamo a vedere, anzi a sentire il primo domandone, la voce misteriosa. Credo di avere una certa esperienza di bevute, quindi ho stilato questo manualetto che mi ha attirato le ire delle mamme. Dovete insegnare voi a bere, bevono male, bevono pericoloso. Allora, qui in studio hanno già riconosciuto la voce misteriosa, ma noi vogliamo che sia il pubblico da casa a rispondere, quindi vedete in sovraimpressione il numero 0432 573517. Tra poco ritorneremo in diretta, lo sapevo, e daremo spazio alle telefonate, quindi ci vediamo tra pochissimo, la sfida tra Cividale e Tolmezzo, lo sapevo. Eccoci qua di nuovo assieme in diretta, lo sapevo, la sfida tra Cividale del Friuli e Tolmezzo. Abbiamo lanciato il primo domandone, la voce misteriosa, e allora subito lo spazio alle telefonate. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Fabiola da Tolmezzo. Fabiola da Tolmezzo. Però rimanga lì Fabiola, io volevo capire se anche dall'altra parte c'è già un telespettatore pronto e volevo capire da dove chiama. Sentiamo se c'è. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Con chi parliamo? Sì, sono Gabriella da Cividale. Gabriella da Cividale. Sì. Allora Gabriella da Cividale, lei però è arrivata dopo. Quindi stia comunque lì. Sì, ok. Stia lì. Sentiamo Fabiola. Torniamo da Fabiola. Eccomi. Fabiola, provi. Allora, intanto mi deve dire a chi vuole regalare i punti, perché non è detto che sei dito il mezzo. Adesso sentiamo. Fabiola, a chi vuole regalare i punti? Tolmezzo. A chi? Alla Super Tolmezzo. Ok. Mi vuole dare la risposta di chi è la voce misteriosa? Dovrebbe essere Mauro Corona. È Mauro Corona. Credo di avere una certa esperienza
di bevute, quindi ho stilato questo manualetto che Brava Fabi. Fabiola, brava. Brava Fabi. 5 punti a Tolmezzo. Gabriella, è rimasta in linea? Sì, sono qua. Ecco, è rimasta Ovviamente lì. lo sapevo, mi spiace. In bocca al lupo, Cividale, forza. Riprovi più tardi che mandiamo altri domandoni. Grazie. Quindi vediamo com'è la situazione adesso. Cividale 14, Tolmezzo 10, ma andiamo subito con il nostro tasselli, il memory tutto in friulano. E parte Marco perché è in svantaggio con la scelta delle 2 caselle per primo, quindi Elisabetta si mette gli occhiali e intanto Marco sceglie le caselle. Vai. 1, 3. 1, 3 dice Marco. 1, 3. No, Elisabetta tocca a te. 6, L'audio. 6. 7, 7 dice Elisabetta, no. Marco tocca a te. 1, 7. 1, 7 dice Marco. Sì, 3 punti conquistati, vai avanti. 5, 5, 6. 6. Altri 3 punti conquistati, puoi andare avanti. 2, 2, 3. 3. Bravo, altri 3 punti e quindi 4, 8. 4, 8. Fortunato bravo Marco, che conquista così 12 punti, ma andiamo a vedere il viaggio nel nostro tassello. 1 e 7 siamo a Ioannis, il vecchio municipio, 2 3 Duino Resina, le Falesie, 4 con 8 a Ospedaletto di Gemona, il Mulino Cocconi, 5 6 Palazzo Altan di San Vito al Tagliamento. Questo era il nostro tassello. Quindi Marco, fortunato sto giro, ti è andata bene, ti è andata bene, dai. E quindi vedete che adesso Tolmezzo ha 22 punti, Cividale 14, ma ci sono diversi altri quiz che adesso andiamo a vedere assieme, quindi pulsantiere pronte in mano e andiamo a vedere il prossimo argomento con il nostro cubo virtuale. Enogastronomia. Allora, vediamo qui Elisabetta se lo sai, qual è il prodotto tipico di San Martino al Tagliamento. Tra i gnocchi a ragudana, tra brovade musette, coniglio con pesto di pomodori, tocci in braide. Gnocchi a ragudana. bravo. A forza di mangiare tu sai tutte le, tranne la fontina, No, ma il resto sì. Pensate al tagliamento, ci saranno le anatre lì che girano. Ah, questa è l'associazione che fa lui. È corretta questa associazione, Claudio? No. Anche perché si chiama San Martino del Tilimen, ma non è sul Tilimen propriamente, disegna, con le doglie. Bene, dai. Comunque. Però è un'associazione che ha portato Bravo. bene a lui. Va bene, andiamo avanti, vedete che Tolmezzo 26, Cividale 14, andiamo a vedere il prossimo argomento che è il nostro cubo virtuale. Territorio, e anche qui vi facciamo vedere un video e dobbiamo capire dove ci troviamo in questo video. Ertocasso, Varo, Piancavallo, Enemonto. Eh sì, perché è la diga del Vajont. Elisabetta, ha sentito bene il suggerimento? No, è ci arrivato? sono stata. Ci sei stata? Ci sono stata a camminare, quindi... Quindi hai capito che sì. era la diga del Vajont. Che ne fa? 7 a 18 punti, adesso voi, Tolmezzo 26. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento con il nostro cubo virtuale. Elisabetta si sta avvicinando, Marco? Chi sarà il più sportivo dei due? Parliamo di un ex calciatore, Luigi De Agostini, in quale di queste stagioni giocò con la maglia dell'Udinese. 83-86, 92-93, 93-96, 86-87. Elisabetta conosce bene Luigi De Agostini e sapeva che nell'83-86 giocava nell'Udinese. Brava Elisabetta! Grazie. L'applauso va a Elisabetta però, E alla Proloco di Cividale. E quindi Tolmezzo 26, Cividale 23, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale.
Marco, stai attento, perché Elisabetta ci sta prendendo gusto adesso. Musica, un brano giovane, ecco. Benji e Fede Annalisa. È stato più veloce. Tutto per una ragione. Vediamo com'è la situazione, 31 punti, Tolmezzo 23 Cividale, ma adesso andiamo a vedere il prossimo argomento che è il nostro cubo virtuale e poi vedremo com'è la situazione prima di lanciare il prossimo domandone. Sport. Per quale società gareggia l'altista friulana Alessia Tost? Polisportiva Udine, Fiamme Gialle, Fiamme Oro, Libertas Torcia. No, è Fiamme Gialle. Vero Claudio che Fiamme Gialle? Sì, Fiamme Gialle che sarebbe la Guardia di Finanza. Però c'entra un po' la Libertas Porcia perché lei è cresciuta nelle giovanili della Libertas Porcia. Quindi poteva ingannarvi in qualche modo, ma tanto voi avete detto tutt'altro e quindi siete a posto da quel punto di vista. Allora, abbiamo lanciato il primo domandone, che era la voce misteriosa di Mauro Corona, adesso siamo pronti per lanciare il proverbio in friulano, vero Claudio, per i nostri telespettatori, quindi lo vediamo subito in grafica e lo leggerai tu, caro Claudio, mettiti anche tu gli occhiali, preparati. Li trovi? E ie prime la chiamese dal vestito. Ecco, noi vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio, non il significato ma non la traduzione letteraria, giusto? Esattamente. Quindi mi raccomando, chiamatelo 0432 5735 17 perché potreste regalare 5 punti alla Proloco preferita qui in studio, può essere Cividale del Friuli o Tolmezzo, quindi ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Di nuovo assieme in diretta Lo Sapevo, sfida tra Cividale del Friuli e Tolmezzo, pronti per sentire due telespettatori pronti. Allora partiamo dalla prima, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono sempre Enzo, stavolta parlo da Roma. Enzo da Roma? Sì. È sempre lei che chiama da Roma, come va là? Tutto bene? No, a Roma va tutto bene. Tutto bene. Enzo, lei da Roma, però a chi vuole regalare i 5 punti? Io abito a Maiano, ma sono di Tolmezzo, quindi la scelta è obbligata. Ah, che giri che fa, che giri ecco, incredibili. Però mi piace anche Cividale. Ah, meno male, meno male. Senta, allora lei vuole dare 5 punti a Tolmezzo, però vediamo se dà la risposta esatta, la traduzione. Secondo me la risposta esatta dovrebbe essere: bisogna fare le cose con ordine, dare una certa priorità a tutte le cose e non anticipare i tempi. Ecco, lei a Roma fa così? Non risponde. Va bene. Comunque... Si avvale della facoltà di non rispondere. Enzo, bene, allora è stato bravo. Giusto. 5 punti a Tolmezzo. Grazie Enzo, sentiamo chi c'era dall'altra parte, se è rimasto in linea. Grazie Enzo. Pronto? 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 Sono arrivata tardi stavolta. Eugenia, tu che chiami da Tolmezzo? Mamma mia! Sei arrivata tardi. Hanno chiamato da Roma prima di te. Dimmi? Ci riprovo. Va bene. Va bene, grazie Eugenia. Ciao. Ciao. Vediamo com'è. Ma Eugenia la conoscete voi a Tolmezzo? Sì? Io no. Perché almeno pagare un caffè. Sì, dobbiamo andarla a trovare. Sì. Andate a trovarla domani, Marco, perché comunque lei già vi pensava la scorsa puntata.
Tolmezzo 36 punti, Cividale 23, ma ora tocca alle nostre Pro Loco sapere se, cioè capire se sono preparate sul loro paese. Quindi partiamo con il gioco. Cosa sai del tuo paese? Questa era il proverbio. Il nostro Claudio Romanzin ha delle domande a disposizione. La prima la farai a Cividale del Friuli, Elisabetta. Già, allora aspetta che la chiali ben. Sì. Allora, in realtà tu signora sono due domande facilissime. Se la sbagli, proprio figurate. Proprio. Allora, per Cividale, chi era Paolo Diacono e che cosa c'è a Cividale che lega il suo nome? Basta dire scrittore per dire Paolo Diacono. Sì. Quanti ore abbiamo? Io a mia segnote 10 chiese e di recuperare la scarpa. Diacono. Chi era? Chi era, cosa faceva? Chi era come personaggio? Come... Un diacono. Era amico di Carlo Magno. Sì, ma deve rispondere lei. Amico di Carlo Magno, va bene. Sì? Amico di Radkis, di cui abbiamo l'altare. L'inno di San Giovanni. Sì, cosa ci ha lasciato a Cividale? Va bene. Se no va a casa lui. Ok. La casa di Paolo Diacono, sì. Benissimo. Deve rispondere lei però, vabbè. Sì, no. Ho ripetuto, Sì? magari proprio pari, però ho ripetuto. No, non devo. Insomma, di essere quelle che da urca passa davanti, che davanti a ripetere. Va bene? Ok, giusto, va bene. Grazie. Va bene. Marco, ti sei preparato nel frattempo? Hai visto che cosa succede quando... Va bene. Claudio, vai. A Tolmezzo praticamente la stessa domanda. Chi era Paolo Diacono? Ah no, scusate. Chi era Jacopo Linussio e che cosa c'è a Tolmezzo che, diciamo, si collega a lui? Industriale, è un imprenditore, un industriale tessile. Sì, bravissimo. Quindi a Tolmezzo è rimasto, diciamo, l'industria, il palazzo. Il palazzo Linussio che sì. Salvato in corner. Faceva parte. Si è salvato in corner, va bene, sì, giusto, comunque giusto. Industriale del settore tessile del Settecento e c'è ancora il palazzo. Quindi 5 punti conquistati anche a Tolmezzo, ma con grossa difficoltà del capitano, perché se non avesse dei suggerimenti dietro, vabbè, comunque è andata. 5 punti conquistati anche da Tolmezzo, vorrei vedere la grafica per capire com'è la situazione e quindi per dare la possibilità, ecco, 36 Tolmezzo, Cividale 23, quindi do a Elisabetta la possibilità di scegliere la 1 o la 2 per... Giornata, scusa, 41-28. Ah, ok, bravo. Ho ragioniere in studio che è Claudio Romanzin e che mi dice che Tolmezzo ne ha 41 e non Cividale... vorrei dire, io ho fatto il classic, la matematica... Ma per questa sera sei diventato ragionier Romanzin. Adesso lanciamo la sigla del nostro gioco in friulano, tra le parole. Tra due lingue, la 1 o la 2, cara Elisabetta? Andiamo con la 2. Ecco, tu che cosa preferiresti? Tanto è sempre una parola che non so, sia da un lato che dall'altro, quindi. Allora, hai scelto dall'italiano al friulano, ecco. Quindi io le leggerò in italiano e tu in un minuto cercherai di darle in furlan. Non digli friulan che gli viene un infarto. Volevo dire friulano, furlan. Va bene, partiamo con il minuto. Mano. Man. Braccio. Braccio. Gamba. Gamba. Dito. Det. Pollice. Polear. Pancia. Pancia. Occhio. Vole. Ombelico. Botton di pancia. Capezzolo.
Siete tutte donne in direttivo. È un gioco un po' sconcio delle distanze. Sì, ci fermiamo? No, perché... Butone per aule e tu torni a attaccare, dai. Andiamo avanti, mano, braccio, gamba, dito, pollice, polear, pancia, panza, occhio, vole, ombelico, botton de panza. capezzolo. No, è finito. Allora, tempo scaduto, Xavi DL, Tetul, Chiavucci Chiavucci. Sì. e Vonde. Sì, no, le altre parole si chiamano, le nome che... Ecco. Comunque, Chiavidiel, Chiavec, Tetul, sì, che è lì. E dopo... Ah, Vonde, e dopo Zigomo. Che era zigome o mel dalla muse? Mel dalla muse. Vabbè, comunque, 8 su 10, non è male, non è male. Mi accontento. Bravi, siete stati bravi. Alexis, c'è una curiosità, stasera tutte e due abbiamo due squadre che usano un friulano, tutte e due con la A e non con la E finale, quindi dovrei adeguarti. Sì, allora invece tu Marco Capezzo lo sapevi? Sì, che tanto... No, così per curiosità, no? Niente, va bene. Allora a te toccherà invece dirmele in italiano le parole e io con l'aiuto di Claudio le dirò in furlan. Quindi partiamo col minuto. Partiamo. Null. No, non è... Cambiamo il friulano italiano. Chiedo alla regia. Adesso ci prepariamo e saremo pronti anche con il friulano italiano. Tanto dobbiamo rispondere solo. Null. Nuvola. Soreli. Sole. Ploie. Pioggia. Tampieste. Tempesta. Null. Nuvola. Soreli. Sole. Ploie. Pioggia. Tampieste. Grandine. Fumate. Nebbia. Tiere. Terra. Plante. Pianta. Butul. Germoglio. Bugnon. Ripartiamo con null. Nuvola. Sorelli. Sole. Ploie. Pioggia. Tampieste. Grandine. Fumate. Nebbia. Tiere. Terra. Plante. Pianta. Butul. Germoglio. Bugnon. Arbusto. Null. Nuvola. Sorelli. Sole. Ploie. Pioggia. Tampieste. Grandine. Nebbia. È terminato il tempo. Allora, bugnon È il bubbone. Infatti la fregatura è che le ultime due parole non c'entravano niente con quelle di prima. Una si aspettava la sequenza invece stava... e poi c'era Varvuele è il vaiolo, la varvuele, una cosa molto sana. Comunque il giuca era equilibrato perché era in tante parole facili all'inizio, però dopo alla fine era in les dos difficilutes, ma bravo insomma, dai. Quindi loro quante ne hanno fatte? 8 su 10? Anche voi 8? Quindi sempre le ultime due vi hanno messo più in difficoltà. Marco, dai, non è andata male. Bene. Però sì, sul friulano non ci siamo, Cioè mi pare di capire che tu friulano Assomiava che recitassi in rosari, perché eri in due da urno, mancano le parole due da urno, insomma, tipo ora pro nobis, ora pro nobis, compagni, insomma, dici, un spettacolo. Spettacolo! Adesso lanciamo il terzo domandone, il secondo proverbio, 49 punti, vedevo Cividale, no, chiedo scusa, Tolmezzo, 36 Cividale. Questo è il punteggio esatto. Pronti con il terzo domandone? Claudio tra poco leggerà il secondo proverbio. Tieni gli occhiali. Ecco. Che il cassiruse alle segno calaspice. Ecco. Vogliamo sapere il significato del proverbio, chiamatelo 0432 573517 perché subito dopo la pubblicità daremo spazio alle telefonate, quindi ci sentiamo tra poco e ci vediamo anche, Lo Sapevo.
finalmente lo sapevo, la sfida tra Tolmezzo e Cividale, vedete che Tolmezzo è in vantaggio, 49 punti, Cividale 36. Abbiamo lanciato il terzo domandone con il proverbio in friulano, vogliamo sapere il significato. C'è una telefonata, pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Bianca da Ponteacco. Bianca da Ponteacco? Sì. Che brava che chiama da Ponteacco. Bene. Io chiamo Cividale. Ma va? Siete confinanti, no? Bianca, allora, mi ha già detto che vuole dare punti a Cividale, vero? Sì. Bene, provi a darci il significato. La persona che cerca scuse è quella che è colpevole di qualcosa. Sì, giusto. Bianca, brava. Brava Bianca, mi saluti Ponteacco. Grazie, senz'altro. Grazie. Però c'era un'altra telefonata, vediamo se c'è ancora in linea per capire chi era, da dove chiamava. Pronto? Ecco, sono ancora io. Sempre lei, da Roma? Sì, chiamavo sempre da Roma. Ah, vede Enzo, che bravo. Sapeva darci la risposta? Sapevo della risposta, me l'hanno data già prima, quindi a questo punto... ma da Roma è più lunga prendere la linea, no? Su, no? Ecco, no, il problema non è che la linea è lunga, il problema è che io da Roma sento in streaming, quindi sono sì, ritardato quindi arriva dopo. di qualche minuto. Allora io, mentre parlo con voi, vedo la pubblicità. Giusto, ho capito. Ma continui a rimanere con noi, così riesci a calibrare, no? No, venerdì prossimo dovrei essere su perché sono di Maiano io. Ah, giusto, quindi sarà qui. Va bene, grazie, Ecco. sì, perché c'è la sfida ai quarti di finale di Maiano, c'è Maiano e San Vito al Tagliamento, quindi ci sarà. Grazie, Ecco. Grazie per aver Va bene, chiamato. saluti, arrivederci, buonasera. Arrivederci. Ma si diverte anche a telefonare, a dare una mano alle altre Persona colloque. misteriosa, perché lei è a Roma, ma lei di Miami, ma dai Ponsa tu mieci. È un mistero, Personaggio. Pronti con le pulsantiere, Marco, Elisabetta è anche pronta con gli occhiali perché partiamo con tutti i nostri quiz. Andiamo a vedere subito il prossimo argomento che è il nostro cubo virtuale. Territorio, c'è un altro video per voi, allora guardatelo bene e dovete indicarci dove ci troviamo qui. In questo video, qui secondo voi siamo Lago del Predi, Cavazzo, Sauris, Barcis. È il lago di Cavazzo, perché giustamente Elisabetta si tuffa da lì ogni estate. No, tuffarmi no, non amo tuffarmi. Però l'hai riconosciuto subito? Sì, lo frequento ma non mi tuffo. Ma vabbè, Ho le vertigini anche nell'acqua, quindi non riesco a tuffare. Però vedi, hai buona memoria. Quindi vedete adesso la situazione com'è. Tolmezzo 49, Cividale 46, andiamo a vedere il prossimo argomento, qui ci sono contestazioni dietro, no? Siete tranquilli? Va bene, andiamo a vedere il prossimo argomento, il cubo virtuale. Musica! Questo è un brano cantato da Ivana Spagna. No, ragazzi, è il cerchio della vita. Però tutti hanno detto A, perché lui ha detto A e quindi tutti dietro a lui, no? No, anche noi. Sì. Sì, ma infatti non so per quale motivo siete andati sulla A, però non è la A. Vabbè, quindi rimane questo il punteggio. Andiamo a vedere il prossimo argomento. 49 punti Tolmezzo, 46 Cividale. Sono solo 3 punti di distacco. Sport. Elisabetta prima è stata molto pronta sulla domanda di Gigi De Agostini. Ora parliamo di un capitano. Qual è stato il giocatore udinese che ha indossato più volte la fascia di capitano? Tra questi, Causio, Pinzi, Di Natale, Galparoli. Mi ha battuto sul di tempo. Natale, sì. Bravi. Ve lo ricordavate? Sì, guai, se no, guai. Quindi tu sei più legata a Gigi De Agostini. No, e allora mi ha battuto sulla velocità.
Ti ha battuto sulla velocità sto giro. Va bene, Tolmezzo 54, Cividale 46, vediamo il prossimo argomento con il nostro cubo virtuale. Sorpresa perché avete più tempo per pensarci e anche più punti a disposizione. Poi questa domanda verrà commentata dal nostro Claudio Romanzin, perché si occupa di questo animale. Quando viene attaccato da un predatore, il cuocca, definito l'animale più felice del mondo per la sua espressione, reagisce spruzzandolo con pipì tossica, emettendo gli ultrasuoni, dandogli in pasto ai cuccioli, mordendo nelle parti intime. Non è là? Non è nemmeno la B. Io avrei detto Ma C. è la C, Claudio. Io avrei detto C. Sì. Allora, È terribile, ma è così. questa domanda mi è stata, devo dire, suggerita da mio figlio, quindi grazie Davide, perché questo animale, il cuoca, diciamo, è piuttosto virale, soprattutto ultimamente gira moltissimo perché è considerato l'animale più felice del mondo, ma non perché lo sia, è solo perché ha un'espressione, secondo me, un po' chebete, ma comunque questo sorriso, sì, ha sempre questo sorriso perenne. In realtà è un animale che ha questa particolarità, ma non è crudele, così veramente crudele, non è erode, è che siccome hanno un alto tasso di riproduzione, è un marsupiale tra l'altro, quando è attaccato la sua soluzione è quella di togliere i cuccioli dal marsupio e scappare, perché tanto comunque col tasso di riproduzione che ha ne fa altri subito dopo. Per la felicità della gioia delle mamme. Ecco, quindi avete scoperto anche questa cosa. Tolmezzo 54 punti, Cividale 46. Andiamo a vedere il prossimo argomento. Quindi pronti con le pulsantiere. Cultura. Legato a un altro animale di cui si occuperà anche qui il nostro Claudio Romanzin, la talpa dal muso stellato è dotata di un'insolita capacità quale rosicchiare i sassi, riprodurre il verso dei predatori, digitare i tasti del cellulare e annusare sott'acqua. Non è la B? Annusare sott'acqua. Beh, digitare i tasti del cellulare è fantastico. Ma mi è venuto il dubbio. Claudio. Per assurdo. Poteva essere. No, in FS comunque è tan particolare anche queste sue capacità, perché sott'acqua non si può sentire. Ha una tecnica particolare, praticamente appare fuori une bufole di aria. Bufole? Le bufole, sì, una sì. bollicina, una Sì, bolla sì, d'acqua, sì. d'aria, e praticamente la bolla si appoggia all'oggetto, dopodiché la risucchia e quindi capta l'odore in questo modo. Una cosa strana, particolare. Elisabetta... Non so, con i tasti del cellulare, sinceramente non ho trovato... Non hai trovato, no. dipende dal tipo di cellulare, magari touch riesce. Esatto. Vabbè. 54 punti Tolmezzo, 49 Cividale, parliamo un po' delle vostre iniziative, partendo, chiedo alla regia di preparare anche le immagini di Cividale, perché sono diverse le iniziative che state preparando, che organizzate in tutto l'anno, Elisabetta. Sì, adesso partiranno tra un po' le immagini. La prima iniziativa, che è quella più vicina come tempo, è sicuramente quella che cade con la Pasqua, quindi con la preparazione del truc, il gioco particolare che si gioca solo a Cividale e solo a Pasqua e a Pasquetta, che consiste nel creare un catino di sabbia circondato dai sassi del natisone, in cui si fanno correre, appoggiandoli su una tegola, le uova sode, e con delle regole particolari sulla vittoria delle uova a seconda delle uova che vengono colpite e le monetine che poi vengono scambiate per poter uscire o pagare pegno per essere stati colpiti.
Altra iniziativa che potete vedere nelle immagini sono i concerti che a giugno organizziamo tutte le domeniche di giugno in piazze, giardini e corti non aperte normalmente al pubblico, con concerti di vario tipo, cercando di coprire un po' tutti i generi. E poi l'iniziativa principale nostra, che è quella del Baule del Diavolo, ogni quarta domenica del mese, in cui la città viene, tra virgolette, occupata dalle bancarelle di espositori che provengono da tutta la regione, dalla vicina Slovenia, dal Veneto, qualcuno anche dalla Slovacchia, con i loro prodotti o di hobbistica o di usato che riescono poi a scambiare sulla piazza. Bene. Marco, a Tolmezzo che cosa organizzate? Allora, a Tolmezzo quest'anno iniziamo la stagione, se Dio vuole, con la festa di primavera. Quindi vado a ruota libera perché le immagini, diciamo, riguardano altre feste. Quindi iniziamo con la festa di primavera, che sarà il 3 di maggio, dove ci sarà un'esposizione di bancarelle, diciamo, di tipo florovivaistico, artigianato locale e cose di questo tipo. Diciamo, la festa coinciderà con l'apertura del Maggio Letterario, che è una manifestazione organizzata dal Comune, dove sono invitati degli autori a parlare dei loro libri e a discutere di vari argomenti, quindi sarà inserita all'interno della festa anche l'apertura di questa manifestazione del Comune. Poi dopo avremo, da giugno a settembre, avremo il Cinefrazioni, a cui sempre una manifestazione organizzata dal Comune, che sono delle serate di cinema all'aperto, soprattutto nelle frazioni, ma anche alcune serate nel capoluogo, dove appunto la Proloco collaborerà per gli aspetti logistici con il Comune. Poi avremo in luglio avremo i mondiali di trial, dove Tolmezzo sarà, diciamo, il centro logistico della manifestazione, e in contemporanea si svolgerà la Notte Bianca, sempre nella serata di apertura dei mondiali. Dopodiché, sempre in luglio, ci sarà la festa del Borgat, che è un rione storico di Tolmezzo, dove ci sarà una parte, diciamo, enogastronomica e una serata musicale, e poi la rievocazione Sciore Puas, che è quella, diciamo, tradizionale. Bene. E ci sarà anche una novità, diciamo, quest'anno, diciamo, una novità colorata e veloce, chiamiamola così per adesso. Io l'ho già capita, diciamo, ma insomma, chiamiamola così. Poi c'è quiz anche loro, diciamo, a adesso. settembre è la festa della mela, che è l'evento più importante, certo, sì, abbiamo diciamo, visto anche le foto. di Tolmezzo, e poi i mercatini di Natale. Beh, insomma, da qua a Natale, va bene. Ok. Beh, comunque lavorate anche per quello, giustamente. Beh, complimenti, perché fate tante cose, poi avete i vostri canali social sicuramente, dove chi fosse interessato può contattarvi e verificare tutte le vostre iniziative. Non abbiamo tempo per il tassello, andiamo in pubblicità, lo facciamo in apertura del prossimo blocco e quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo. Per il tassello, sfida tra Cividale e Tolmezzo con il nostro memory tutto in friulano. Quindi adesso vedete che Tolmezzo ha 54 punti, Cividale 49. Quindi Elisabetta, tocca a te scegliere le prime due caselle del nostro secondo tassello. Eccolo qua. Puoi partire. 3. 3, sceglie 3. 5. 5? No. Marco. 1, 2. 1, 2 dice lui. Elisabetta, vai. 2. 2. 5. 5. Quindi 3 punti conquistati, vai avanti. 7. 7. 4. 4 dice. No. Marco. 3. 3 dice. 4. 3, 4, sì. 3 punti conquistati, vai avanti. 8. 8. 7. 7. 1. 6. 6.
Quindi 3, 6, 9 voi, 3 Cividale. Insomma, è fortunato nel tassello sto Marco, no, ma sei stato un pirla. Il viaggio del nostro Tassel ci ha portato a Gorizia nella casella 1-6, Piazza Vittoria, 2-5 il tramonto alle rive di Trieste, 3-4 Udine via Mercato Vecchio, 7-8 Valle Cavarata Staranzano. Questo era il nostro secondo Tassel. Ed ora vediamo con il punteggio com'è la situazione dopo il Tassel. Tolmezzo in vantaggio 63 punti, Cividale 52. Ma mancano diversi quiz, quindi siete pronti con le vostre pulsantiere? Elisabetta e Marco. Quindi partiamo subito per conoscere il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Sorpresa! Avete più tempo per pensarci e anche più punti in palio. La parola sicofante indica parolaccia, un antico guerriero, un calunniatore, un animale simile all'elefante. Un calunniatore. Elisabetta, pensavi un elefante? No, pensavo quella, ma è più veloce, l'età aiuta nella velocità. No, vabbè. Andiamo a vedere il prossimo argomento, con Tolmezzo in vantaggio 20 punti in più di Cividale, 72-52, ma insomma mancano ancora un po' di domande. Territorio: a San Giorgio di Nogaro funzionò nel 1916-1917 l'Università Castrense. Di cosa si trattava? Scuola per figli di ufficiali, scuola per eunuchi, scuola per ufficiali di artiglieria, scuola di medicina da campo. Non è la scuola per figli di ufficiali. No. E io che credevo fosse facile, Claudio. Per fortuna nessuno ha risposto B, è una bella cosa, che diciamo solleva il livello. Una scuola di medicina da campo è stata aperta appunto dopo l'inizio della guerra, della prima guerra mondiale, per formare dei medici, ufficiali medici da campo, da supporto, però l'hanno chiusa non solo perché c'era il problema di Caporetto naturalmente, ma l'hanno chiusa anche perché c'era un problema più consistente, molto normale a livello di studi, praticamente era più la gente che non frequentava che quella che frequentava. Con la scusa della guerra praticamente tutti marinavano le lezioni, a un certo punto la qualità era talmente bassa che l'hanno chiusa, per sicurezza. Nessuno era preparato su questa domanda, quindi questa è la situazione, con Tolmezzo in vantaggio 72, Cividale 52. Vediamo il prossimo argomento che è il nostro cubo virtuale. Cultura. Chi erano i protagonisti del celebre film degli anni 60 che Claudio guardava sempre? Indovina chi viene a cena? Adesso i nomi li dici tu. No. Era B. Spencer Tracy e Catherine Hepburn. Ma come fa Marco a saperlo e tu no? Mi è arrivata un po' qualcosa da dietro. No, ho schiacciato. Hai sbagliato? Sì. Ha sbagliato di schiacciare il pulsante. Vabbè, Cose capita, che capitano, capita. Vero che lo guardi spesso? No, guarda che Indovina chi viene a cena, credo sia il film che ho visto più volte, l'avevo visto almeno 12 volte almeno. Lo sapevo io. È un classicissimo, tra l'altro i due attori erano anche una coppia nella vita, non sposata perché lui era già sposato con un'altra, ma insomma tutte storie. Volevo solo aggiungere l'altra, Gregory Peck e Audrey Hepburn, che poteva richiamare un po', erano invece, che non avevano niente a che fare tra loro, erano i protagonisti di un altro grande film che è Vacanze Romane. Lo sapevano Tolmezzo, bravi. Vediamo la situazione, 77 punti Tolmezzo, 52 Cividale. Andiamo a vedere il prossimo argomento che è il nostro cubo virtuale, con Marco che sta prendendo la rincorsa praticamente, non sta fermo adesso. Sport.
Domenica 29 marzo si doveva correre l'8ª edizione dell'UNESCO Cities Marathon. Quali località avrebbe collegato? Forni, Ampezzo, Clau, Cividale, Palmanova, Aquileia, Udine, Gorizia di guai se non lo sapevano loro. Guai se non lo sapevano loro. Bravi i ragazzi di Cividale che sono adesso a 57 punti, Tolmezzo 77. Pronti con un altro argomento. Marco, è tutto ok? Ti vedo tesissimo. Sì. Allora, il prossimo argomento. No, si tocca i capelli, non sta fermo. No, ma se noi la finiamo qua, se sei più tranquillo, non è un problema. Cioè, non sono in grado. È tesissimo. Non ho il certificato ha perfino di pronto spostato il stai culo. sereno. Andiamo al prossimo argomento, che è il nostro cubo virtuale. Marco, stai calmo. Sorpresa, avete più tempo per pensarci e per risolvere questa operazione. 13 per 3 meno 3 per 3 fa 13 meno 39, 39, 30. Fa 30, giusto. Beh, insomma, almeno la matematica. Ragioniere. Ho fatto il liceo classico anch'io. Bene, allora. Chi avrà vinto questa puntata? Marco, vuoi la calcolatrice? Tranquillo, hai vinto tu, Marco, stai sereno. Cosa c'è? Stavo ripetendo il caso. Stavi ripetendo le tabelline del 3? Lui è ingegnere, va bene, benissimo. Allora, siamo in buone mani. Claudio, chi avrà vinto sta puntata, Claudio? Me lo chiedi come ragioniere o come notaio? Come ragioniere romanzino, perché tu dovresti tenere tutti i calcoli. E allora io ho un'idea, ma la tengo per me. Allora, la regia adesso ci fa vedere la grafica e vediamo chi è la Proloco che va avanti ai quarti di finale e tornerà il 3 aprile sfidando la Proloco che è stata ripescata e quindi che sapremo la prossima settimana, che vince quindi il ripescaggio. Cividale 66, Tolmezzo 77, Marco. Tornerete il 3 aprile, Tolmezzo torna, Marco, sai già che corri per la prossima puntata? Bravi ragazzi, anche perché per voi è il primo anno di partecipazione al quiz di Telefriuli e quindi raggiungere i quarti è un bel risultato. Marco, ti prepari? Certo. Per la prossima puntata, meglio sull'enogastronomia, su alcuni argomenti va bene? Posso Io fare ringrazio una dedica, un ringraziamento? Sì, guardate una telecamera non sì, me, perché sembra che la dedica la fai a me. Mia moglie Fabiola, grazie Fabi. Che carina, che carina la moglie. Festeggiamo anche l'anniversario. Ma che, ecco perché era teso per quello. Quanto di fidanzamento? 12 anni. Hai fatto un bel regalo almeno, qualcosa, no? Fabiola dirò io, diamogli dei suggerimenti adesso, dopo la pubblicità. Va bene. Io ringrazio la Proloco di Cividale del Friuli, grazie Elisabetta, a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Grazie al nostro splendido Claudio Romanzin, la perla di questa sera. L'applauso va alla nostra regia, Pierangelo Buttazzoni, Tommaso Ravo, Francesco Snidero e Giovane Luca. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima, Maiano sta invito al tagliamento. Buona serata. Questa trasmissione è stata offerta da Centro Dentale Coop.